Amiche ed amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Enrico Mulas in diretta grazie alle immagini di Luca Tocco dallo stadio comunale di Gonnos Fanatica per raccontarvi la sfida valevole per la prima giornata del girone A di promozione fra il Gonnos Fanatica e il Tortolì. Palla messa in mezzo, colpo di testa che si spegne sul fondo. Palla messa in mezzo, esce Pisano molto bene, sicuro. Tempo 10 alla fine più eventuale recupero. Calcio d'angolo a destra di Scalvenzi, palla messa in mezzo. Stop il tiro di Fenu che non esce di molto. Palla messa in mezzo, arriva fra i piedi ancora del capitano, ancora di Fenu, che l'apre a sinistra verso Idili, punta Urru, entra in area Idili col mancino, prova a metterla in mezzo, deviazione, calcio d'angolo. Palla messa in mezzo, il tiro se voglio ti prendo a schiaffi io, capito? di Fenu, va in mezzo proprio Idili di testa, sbaglia Lotto, prova il tiro Serci, palla centrale Scalvenzi, dalla posizione del corpo P sembra voler andare in porta, parte Pili, deviazione e palla tra le mani di Pisano. Mancino va verso Boi, palla aperta verso Conto che col tacco se la porta, ha saltato Figus, palla messa in mezzo, chiedono un tocco con la mano, non c'è nulla per l'arbitro, è solo calcio d'angolo. Apertura verso Boi al volo, non trova lo specchio della porta, dall'altra parte prova a impegnarsi Cocco, in mezzo a due, prova a passare, si alza una nuvola di terra. Bonicelli, il primo pallone è toccato verso Pili, Lotto, e palla spazzata, palla ancora verso Pili che prova il tiro da fuori. Figus vuole andare subito a pescare Serci prova il tiro e si sblocca il match sulla disattenzione della difesa del Tortolì con un lob delicatissimo. Serci l'altra parte verso Agus, palla lunga verso Bonicelli che va giù, calcio di rigore, è giallo per Tocco, è il secondo giallo per Tocco, è espulso Gonnos Fanatica in 10. Cato il silenzio, parte Boi, spiazzato Pisano e 1-1, mancano 25 minuti da giocare e il Gonnos Fanatica lo ricordiamo in 10 per il doppio giallo ad Alessio Tocco. Di Pisano, fischiato l'arbitro, parte, colpo di testa e traversa Serci. Forse un fallo, non c'è nulla per l'arbitro. Serra, si alza una nube di polvere, da questa nube di polvere esce un tiro bloccato facilmente da Pisano. Tiddia in mezzo di testa, Tommasi da solo la mette alta. Agus, palla in mezzo e poi messa fuori da Tiddia, Lobina e poi Figus. Il nuovo entrato Deiana, finta, poi col destro trova la traccia per Boi a giro, palla che esce di pochissimo. Cocco col tutto mancino, Cocco riesce a passare, Cocco murato da Tiddia, conta i passi Boi, parte Boi, ribalta la partita, 2-1 del Tortolì, tutta la panchina in campo va a esultare con i tifosi arrivati da Tortolì. Tomasini va lungo Tiddia a cercare Figus, Pintus, Tomasini
Tomasini a metterla in mezzo verso Figus. A cosa stiamo assistendo? È 2-2. La ripresa il gol da Sfaratica. La ripresa il gol da Sfaratica. Fa esultare proprio sotto le nostre telecamere insieme a tutta la tribuna. Ancora Pisano. Ancora uno, fischia 2, fischia 3 volte. Gol Sfaratica, Tortolì e Storia, succede tutto nel finale, prima 1-1, poi nel giro di 30 secondi Boi segna il gol del sorpasso alla pareggio la squadra di casa con Fenu, che poi viene anche espulsa per troppa vigoria nell'esultanza.